Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Partiamo dalla cronaca. Rischia di perdere una mano un operaio di Arona di 52 anni impegnato sul lavoro in un immobile a Castelletto Ticino. L'uomo stava lavorando con una sega circolare quando, per cause imprecisate e ora al vaglio della procura, l'attrezzo gli ha procurato una subamputazione alla mano sinistra all'altezza del polso. Trasportato in codice rosso al DEA di Borgomanero, è stato successivamente trasferito, dopo le prime cure del caso, al CTO di Torino, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni. Solo tanta paura a Caravate per una giovane donna di 24 anni che poco prima delle 6 di questa mattina, sabato 29 gennaio, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata mentre percorreva con la sua auto la via 20 settembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra e i carabinieri, oltre all'ambulanza, che ha trasportato la giovane all'ospedale di Cittiglio. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Parliamo ora della Torbiera di Ganna, un luogo che nelle ultime settimane, grazie al clamore mediatico e al passaparola, sta subendo un vero e proprio assalto dei turisti. Ma come spesso accade, non tutti sanno mantenere un comportamento corretto. Nel sito naturale situato nei pressi della Badia di San Gemolo, infatti, la folla è diventata sinonimo di problemi, tanto che in questi 2 giorni, come già nello scorso fine settimana, sarà necessario intensificare i controlli di polizia locale e protezione civile. A preoccupare non è chi sale sul ghiaccio per pattinare o camminare. A Ganna, infatti, lo spessore ghiacciato è talmente alto che non c'è alcun rischio. Il problema sono i comportamenti che alcune persone tengono durante la scampagnata. In particolare, la tendenza a parcheggiare a ridosso della Torbiera ha provocato pericoli per la sicurezza di chi viaggia sulla provinciale 11 in direzione di Bedro Valcuvia. Decine i veicoli accatastati sul ciglio della strada, invadendo pericolosamente anche la carreggiata. I controlli programmati serviranno anche a evitare il ripetersi di altri comportamenti non proprio edificanti, come l'apparizione di un barbecue sul ghiaccio con conseguente grave rischio di incendi. Parliamo ora di Covid, buone notizie, sia pure in un quadro che si mantiene ovviamente serio, sul fronte dell'andamento della pandemia. Il report settimanale diffuso da Regione Lombardia parla di un calo del 16% dei positivi, 184.000 contro i 218.000 della scorsa settimana, calo che sale al 29% rispetto a 15 giorni fa. In aumento invece i decessi, 632 contro 516, diminuiscono sia i ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a settimana scorsa, sia quelli in altri reparti, 273 in meno in 7 giorni. Ora la pagina sportiva. Nel basket, Varese torna a sperare nella risalita verso la salvezza e lo fa proprio nel giorno in cui ricomincia senza Alessandro Gentile. Seconda vittoria consecutiva, la prima con Johan Rojakers in panchina, per un Open John Metis rivoltata come un calzino dal tecnico olandese. A Trento i biancorossi vincono 90-84 dopo una gara equilibrata chiusa solo nel finale. L'uomo decisivo è Marcus Keane, autore di 14 punti nell'ultimo quarto sui 29 totali, comprese le 3 triple decisive nel rush finale. Bene anche l'esordiente Justin Reyes, che viaggia a più di un punto al minuto a dispetto di alcune ingenuità difensive, e marchia il finale con un canestro fondamentale. Ma la nuova Varese che difende, corre e si passa la palla piace nella sua interezza, compresa l'energia dalla panchina di un solido Caruso e del 18enne Nicolò Virginio. Vera gloria contro una Dolomiti energia priva di Capitan Forrai. Fra poco più di 24 ore la risposta. Il ritorno a Masnago si gioca infatti domani alle 18, ma le quotazioni di salvezza dell'Open John Metis sono decisamente rilanciate. Passando al calcio, sarà un pomeriggio di impegni per le nostre squadre impegnate nei campionati di Serie C e D. La Pro Patria alle 14.30 scenderà in campo all'Euganeo per una sfida sulla carta proibitiva contro il Padova, uno dei principali candidati al salto in Serie B, attualmente secondo alle spalle del sorprendente Sud Tirol. Le ultime prestazioni dei Tigrotti autorizzano comunque un pizzico di ottimismo. Sfida interna in anticipo sul primo turno infrasettimanale del 2022, in programma mercoledì 2 febbraio, per il Varese nel girone A della Serie D, che ospita nel fortino dello Stadio Ossola i Liguri della Lavagnese. Oggi inizia un altro campionato, ci aspettano molte gare, subito 3 in 8 giorni. Sino a fine febbraio non avremo un attimo di sosta, ma dobbiamo essere bravi a centellinare le forze e raccogliere più punti possibili. Il punto del tecnico Ezio Rossi. Per il girone B, l'Arconatese si presenta sul campo della Casatese alle 14.30 con un solo obiettivo: ottenere la quinta vittoria esterna per vivere un sabato sera da vicecapolista. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento all'edizione delle 19 augurandovi un buon pomeriggio.